che ogni artista innanzitutto sia un intellettuale, cioè sia una persona che mette al servizio degli altri la propria capacità. E siccome gli artisti attraverso l'arte possono comunicare in modo molto efficace, in qualche modo hanno un grande potere, e questo potere di comunicazione, di cambiamento, deve comportare una grande responsabilità. Ecco perché arte etica, vuol dire solo questo, cioè vuol dire agire con responsabilità, e questa responsabilità si esprime negli artisti che qui espongono. Io ringrazio ancora tutti, lascio la parola a Sandro, il curatore, che magari farà un saluto. Vorrei citare solo una cosa, una frase che una custode di questo bellissimo museo qualche minuto fa mi ha detto, e che mi ha riempito di soddisfazione. Mi ha detto semplicemente: io la voglio ringraziare perché lei mi ha reso il mio lavoro molto più piacevole. Per me questa veramente è stata una grandissima soddisfazione. sullo schema frattale, dentro ai cristalli di sale. Segna con un moto a spirale ogni conchiglia del
suo motore c'è, sta svelando l'invisibile, c'è la materia indivisibile, c'è, misurando come è grande il vostro Dio, la metà della metà della metà della metà di noi. In un tunnel rotondo tutta la scienza del mondo, senza distinzioni di rango, cerca il suo Dio.